Questa settimana siamo ad Adria, la città forse storicamente più famosa della nostra provincia. Leggenda dice che ha dato il nome al Mar Adriatico e abbiamo scelto per fare l'intro di questa puntata il Museo Nazionale Archeologico di Adria, appunto. Conosceremo il sindaco, conosceremo i cittadini, conosceremo un po' di caratteristiche di questa città, perla di tutta la nostra provincia. Andiamo. Con il sindaco Massimo Barbuianni per parlare di Adria, per parlare dei suoi cittadini. Lei ha il quarto mandato non consecutivo e comunque è sicuramente una persona che conosce molto bene questa città. Beh, io li conosco molto bene. Sì, lo sappiamo. Perché ho avuto la fortuna di gestire dei negozi importanti nel nostro corso, quando il corso era molto frequentato, gli anni d'oro del commercio, perciò gli anni 80, 90 fino al 2000, 2010, diciamo bene o male la nostra città era un punto di riferimento sia per la bassa polesana, per la bassa ferrarese, ma città come Cavarzere, Pontelongo e altre città si riversavano qui, anche perché Adria è sempre stato un polo scolastico. Di riflesso i genitori dei ragazzi che venivano a studiare qua in qualche maniera trovavano naturalmente un riferimento importante. L'ospedale stesso era un punto di riferimento, perciò Adria ha sempre avuto, come sono gli adriesi. Ahimè, ce ne sono di laboriosi, ci sono quelli che naturalmente vivono nella nostra città in maniera esemplare e ultimamente sappiamo come, basta solo aprire un giornale, vediamo che siamo un po' divisi tutti quanti. Ci sono due fazioni anche a livello nazionale, chi pro, chi contro, chi governa la città. È una città purtroppo un po' divisa, lo sappiamo tutti quanti, però insomma cerchiamo di riuscire ad andare avanti proponendo sempre varie iniziative. Queste divisioni portano fondamentalmente a evitare uno sviluppo importante. Ognuno ha il suo orticello da coltivare e si fa sempre una recinzione sempre più alta delle volte. Io ho cercato, sto lavorando per fare in modo che ci siano le porte spalancate. Il motto mio è: il municipio è casa vostra, perciò tutti possono entrare. Io sono sempre stato disponibile con tutti e per tutti. Però ahimè vedo che c'è una frammentazione sempre maggiore e questo crea non pochi problemi sulla programmazione, anche sulle iniziative che si fanno. E poi diciamo che tutto viene amplificato da questi strumenti che creano, non sempre sono positivi per la nostra città, per la comunità e creano non pochi problemi. Adria è bella, cercano di tenerla su. Adria è una delle città più belle, forse la provincia del Basso Veneto, però forse penso sia sotto gli occhi di tutti. E si è perso 5.000 abitanti in non molti anni, penso ci sia un perché. I ragazzi vedo che scappano tutti. Questa è una tristezza. È una bacchetta magica, tu che sei anche un po' La bacchetta magica è fatica. Neanche il miglior mago, perché è proprio una cosa radicata. Sono radici profonde nei mali della città, secondo me. Adria è bellissima, non posso, cioè, per quanto riguarda lo stile di vita di adesso, io me la ricordo come era prima, che era un arrivo per tutti, c'era da fare le vasche per il corso, negozi, ha perso un pochino, sì, però diciamo mantiene il suo fascino della sua, diciamo, caratteristica, canale, sì, nobiltà, chiamiamola così. Anche poi alla fine ha dato il nome al Mar Adriatico, no? Ci sarà motivo. Sì, quindi. Lei è il quarto mandato. Come ha trovato in questo ultimo mandato il comune? Ma io do solo un numero. Allora, quando siamo arrivati nel 2009 c'erano 140 dipendenti. 140 dipendenti. Adesso sono 90. Capisci che mandare avanti la macchina amministrativa con 50 persone in meno non è semplice. Nel 2018, ultimo mio mandato prima di questo, eravamo in 118, adesso siamo in 90 e abbiamo appena fatto 6-7 assunzioni, vuol dire che siamo andati a 80. Non è semplice, non è facile, le cose sono molto molto cambiate, la burocrazia è aumentata in maniera esponenziale. Io vorrei che chi legifera a Roma potesse aver fatto un percorso diverso, si dovesse siedere qui su queste sedie che sono sempre più scottanti
e pesanti. Ogni giorno, e pesanti, per capire le responsabilità, perché comunque il sindaco è un parafulmine incredibile per la comunità, è un parafulmine comune, che quando c'è un problema arriva sempre su questo tavolo qua. Adria per il Delta era un punto di riferimento importantissimo, tribunale, ospedale, le scuole, però ha perso questa leadership. È un problema secondo lei? Purtroppo sono scelte dovute alla razionalizzazione e delle spese, del contenimento delle spese, e queste cose purtroppo sono scelte che ricadono sulla vivacità della stessa città. Ecco, il Parco del Delta potrebbe essere un collante per far crescere tutto il territorio, e che ruolo secondo lei dovrebbe avere Adria nel Parco del Delta? Beh, Adria ha un ruolo nel Parco del Delta e lo avrà sicuramente. Con l'ente parco si sta lavorando da più di un anno per fare quel salto di qualità e per far conoscere il nostro territorio. Io dico sempre che bisogna guardare i più bravi e copiare, e poi modulare sulle nostre necessità quello che funziona bene dalle altre parti. Abbiamo tutte quante le prerogative per fare un salto di qualità importante. Abbiamo spiagge, abbiamo il Delta del Po, abbiamo storia, come nel caso di Adria, abbiamo le valli che sono delle cose che nessuno ha, che dobbiamo valorizzare. Parlare di Adria in pochi minuti è davvero impossibile. La città custodisce un patrimonio culturale ricchissimo, frutto di una storia millenaria e di una vivace tradizione artistica. Tra i suoi tesori spiccano 4 luoghi simbolo, che rappresentano l'anima e la memoria collettiva della comunità. Il teatro comunale, elegante, maestoso, che continua la secolare passione adriese per la musica e il melodramma, ospitando stagioni liriche e spettacoli di grande qualità. Il Museo Archeologico Nazionale, che racconta invece le origini più antiche di Adria, città che ha dato il nome al Mar Adriatico, con reperti che testimoniano la sua centralità nei traffici del Mediterraneo. A questo si affianca il Conservatorio Buzzolla, fucina di talenti e custode della formazione musicale cittadina. Infine il Teatro Ferrini, affacciato su piazza Casellati, e la Bomboniera di Adria, inaugurato nel 1914, è celebre per la sua acustica perfetta e l'atmosfera intima che conquista pubblico ed artisti. 4 luoghi che insieme raccontano la cultura viva e appassionata di una città che continua a guardare al futuro con orgoglio e armonia. La provincia di Rovigo ha peculiarità, siamo poco conosciuti. Questo per colpa nostra o perché? Anche perché abbiamo pensato fino a poco tempo fa a coltivare la terra, non pensare che ci poteva essere anche un'alternativa Che può essere il turismo. per far crescere questo territorio. Se si è venduto il Delta del Po in provincia di Ferrara, che hanno un ramo solo già da 50 anni, giusto? Che lo stanno e noi ce ne sfruttando. stiamo accorgendo da 15 anni, 20 anni, vuol dire che la colpa è solo nostra. Poi sottolineo il fatto che noi non abbiamo strade importanti, parlo di Adria, Romea e naturalmente la 13 Bologna-Padova. In mezzo c'è Adria, per arrivare ad Adria ci metti 40 minuti da Rovigo, per andare in Romea, per andare fino a Venezia ci metti quando va bene un'ora e mezza, e sono 50 km. Perciò queste famose infrastrutture che dovevano arrivare già negli anni 80-90 non sono mai arrivate. Non abbiamo un politico di peso. Rimpiango Bisaglia, rimpiango altre persone che hanno comunque fatto conoscere e portato risorse in questo territorio. Potresti dare un aggettivo su Adria? Beh, Adria degli ultimi anni o Adria in Adria passato? per te cittadino di Adria. Beh, insomma, Adria è sempre una città che resta nel mio cuore, nonostante che abbia avuto delle esperienze passate dove ho dovuto allontanarmi per lavoro, però poi si rientra, insomma, quindi Adria è sempre Adria, ha un fascino particolare che, sai quel detto che dicono vedi Napoli e poi muori, no? Allora, muori lasciamo stare, però diciamo che non riesci a stare senza Adria secondo il mio punto di vista. Poi che Adria
potrebbe dare di più, quello è un altro discorso. Tu sollevi il problema del decoro urbano perché dice che c'è tanta maleducazione da parte soprattutto dei possessori di cani, molto spesso non sono così bravi da pulire le deiezioni dei loro animali. E purtroppo noi che viviamo qua sul corso ti ritrovi anche tanti piccoli omaggi. E allora tante volte sono in compagnia qua con degli amici e giochiamo a chi pesta la cacca. La gara. Questa è la gara e la vincono spesso le persone non di Adria. Noi di Adria siamo abituati a camminare guardando per terra. Quelli che vengono da fuori, che non sono stranieri, eccetera, ti guardano così, vai, la porta. Perché vale la pena secondo te abitare a Adria? Vuoi una risposta Sì. diplomatica o la vuoi? No, voglio veritiera. È meglio che non te lo dica. Allora, Io ti dico solo un dato e parlo cristallino. Io abito qui dal 95 e tu mi conosci. Non sono riuscito a farmi un amico. e secondo te perché? Perché Adria è un po' selettiva? O forse sono antipatico io, o forse sono un asociale, o forse sono un rompiscato, non lo so. Sta di fatto che io ho un record negativo Su questo? Tant'è che da quando mi sono trasferito ogni tanto mi guardo allo specchio e dico o sei antipatico, o sei un asociale, o sei qualcosa devi avere, perché se dopo dal 95 abiti qua non sei riuscito a farti un amico, qualcosa ci sarà. Secondo lei abbiamo perso un treno di non aver unito, quando volevano unire le province, la provincia di Rovigo con Verona? Secondo me più che Verona, perché io sono molto distante da Verona, io parlo del Polesine, del Basso Polesine, dell'area del Delta, ci sono molte affinità con Chioggia, Venezia, Cavarzere, Adria e Cavarzere non le sento così distanti, capisci? Perciò anche avevamo una volta un'unica ASL, perciò ci sono già lo stesso vescovo, abbiamo un vescovo di Chioggia che ha praticamente, noi abbiamo 4 frazioni che sono sotto la diocesi di Chioggia, altre le abbiamo sotto Adria. Cioè, se dovessi, parlo di Adria, naturalmente pensare a unire una provincia verso Chioggia, non verso Verona. Ha accennato al vescovo, non so se sei prima del Novecento, Adria è stata scomunicata perché l'ultimo interdetto. Cos'è rimasta di quella litigiosità di Adria? Adria è una città sanguigna, l'ho chiesto a Fratta Polesine, città di Carbonari. Anche voi siete... Beh, tra l'altro ho conosciuto, c'è diciamo lontanissimamente una parentela con chi ha tirato il San Pietrino al vescovo e ha centrato in testa. Siamo stati praticamente scomunicati come città per un mese. È l'ultimo interdetto che è stato proclamato dalla Chiesa romana, perciò in quel mese lì non si potevano fare più nessuna celebrazione religiosa, matrimoni, funerali, messe. Quindi chiese chiuse. Chiese chiuse. C'è ancora questa diciamo rivalità tra Adria e Rovigo, perché comunque Adria è più storica di Rovigo, lo sanno tutti quanti, la storia parla, e adesso un po' alla volta i rovigotti, lasciatemi passare, ci hanno un po' portato via tutte quelle che erano le nostre la stessa ASL, la 18 e 19 una volta c'erano. Mi ricordo, io sono stato uno dei pochi, forse l'unico, a mettermi di traverso quando si pensava di unificare le ASL. Ero allora sindaco, era il 2010, e ho detto chiaramente questo un po' alla volta sarà la fine del nostro ospedale. Al di là... E purtroppo si sta... lo sappiamo benissimo, adesso lo stiamo difendendo con le unghie, però indubbiamente la sanità è cambiata, però effettivamente non ha più quelle apicalità che una volta il nostro ospedale aveva. Con Mattia e Giovanni Rinaldi, Mattia Mincuzzi e Giovanni Rinaldi, protagonisti di Adria Nostra. Cos'è Adria Nostra, Mattia? Beh, è un'associazione che in città da 15 anni, noi abbiamo festeggiato in luglio 15 anni. Il 14 luglio. Il 14 luglio a 15 anni. Io sono arrivato in realtà dopo 2 anni, insomma abbiamo un bel vissuto, siamo
parecchio conosciuti nel territorio, abbiamo fatto grandiose cose, insomma, nella nostra piccola, nella nostra storia, nella nostra realtà, e pensiamo di poter con fatica proseguire, però non è facile perché le associazioni stanno vivendo un attimo di crisi, non c'è più gente che si arruola, però insomma vediamo cosa si può fare. Adria Nostra è un'associazione APS di volontariato e abbiamo nella nostra storia grandiose iniziative. E voi avete fatto conoscere poi tra l'altro Adria in tutta Europa perlomeno, con la rievocazione un po' allegorica della regina. Sì, il personaggio regina è nato con Adria Nostra. Nel 8 maggio del 2016 noi abbiamo portato in città una festa nuova, bella, buongiorno, che ricordiamo davvero con grande orgoglio. E addirittura alla nostra festa hanno partecipato anche amici della Polonia, e quindi in quell'occasione c'è stato anche un momento grande di amicizia con i rapporti gemellati, e la Solidea Paggioro era stata scelta tra le tante carrozze come personaggio ed ha avuto un seguito. Io poi con l'amico Roberto Spinello, che è venuto a mancare un anno fa, abbiamo intrapreso una lunga tournée. Ma poi avete fatto un gemellaggio importante con Andria, è venuto qua il sindaco di Andria, sì. Un collegamento con Lino Banfi. E Adria e Andria, una N ci divide, ma in realtà siamo stati uniti in una bella serata di festa, e per noi è stata un'altra bella pagina della nostra storia. Tra l'altro Andria è una città di 108.000 abitanti, e la sindaca, la nostra amica sindaca Giovanna Bruno, che salutiamo e che andremo a trovare perché noi siamo stati invitati, noi contraccambieremo la loro visita. È stata un'opportunità di avvicinare una città del sud con una città del nord. Lei sarebbe favorevole a una città unica di tutti i 9 paesi che fanno parte del Parco del Delta del Po? No, un unico comune penso che sia un po' utopistico pensarlo. Che ci siano delle aggregazioni tra comuni, penso che prima o poi bisogna pensarci. Non è possibile avere comuni da 1000 abitanti in una strategia che sarà quasi obbligata e arriverà da Roma. È imposta da Roma probabilmente. E sarà Roma ad imporla, prima o poi si arriverà a questa cosa. Però qualcuno diceva, uniamo i comuni, è molto facile che creiamo ulteriori periferie. Negli anni precedenti noi avevamo iniziato con le convenzioni su alcuni servizi. Che potrebbe essere questa la chiave. La prima chiave di lettura è questa, poi chi mi ha preceduto non ha proseguito su questa linea. Io fortemente adesso abbiamo, ad esempio, con Rosolina abbiamo un ottimo rapporto, perché tra l'altro condividiamo lo stesso segretario e si sta pensando di creare qualcosa insieme. Com'è Adria secondo te? Un giovane che qua a Spritz però che la vive? Secondo me è un po' da svecchiare, perché ci sono un sacco di ragazzi giovani, però purtroppo nessuno coltiva, secondo me potrebbero fare qualcosa di più per noi che siamo giovani, che abbiamo voglia di fare, voglia di stare insieme, voglia di condividere momenti. Secondo te il problema è che magari i giovani, tutti i polesi ne vanno via, è perché non mancano fabbriche, non manca... Cos'è secondo te uno dei motivi? Secondo te qual è uno dei motivi? Secondo lui dice la vecchiaia, secondo me potrebbe essere, perché comunque la mentalità è quella il problema. Siccome io faccio parte dei vecchi, tu dici che noi vecchi non abbandoniamo, non vogliamo lasciarvi spazio. È che hai ragione. Allora, secondo me sì, perché alcune volte ci sono dei limiti a livello di restrizioni comunali per fare determinati tipi di eventi, come mettere la musica e, non so, far stare insieme le persone e organizzare magari qualche evento che possa prendere persone anche dall'esterno, quindi sì, alcune volte sì, diciamo di sì. Adriese di importazione, c'è stata importata. Da poco, ma vedo l'ora di ritornarmi nella mia Porto Tolle, che è il centro del mondo. Sai che in queste interviste
sentiamo la gente che è un po' delusa da Adria perché era un centro del mondo fino a poco tempo fa e adesso ha perso questa leadership. L'ha persa perché quando l'attività sarà l'autodromo che forse aprirà, cioè sì, per carità aprirà, non ci sono date per il momento e tutto quanto, però credimi, io se posso di giorno al di là che avevo lo studio a Portoviro, io vado a Portoviro, tu vai a qualsiasi bar a Portoviro, c'è la gioia, la festa, beviamo, no? E allora faccio sempre un esempio quando vengo qua. Tu vai a Portoviro in un bar, arriva uno con la macchina nuova, ah dai, qua beviamo. Dopo qualcuno dice, magari dopo non paga più le rate, ma ne fa una nuova perché i contarinanti è sempre stato fatti così. Adria arriva uno con la macchina nuova, dov'è ormai Skye per avere la macchina nuova? Cioè c'è una cattiveria che si trasmette su tutto. Anche tu, cittadino che viene da fuori, però Adria la considera un punto di riferimento. Adria è ancora un punto di riferimento. Adria è un punto di riferimento per tutti. Rispetto agli anni 80-90 che noi abbiamo vissuti, era veramente il centro del mondo Adria del Basso Polesine. È ancora o ha perso un po'? No, ha perso un pochettino, Non molto, però un po' ha perso. Fra 10 anni come vede Adria lei? Io penso che ci sono delle opportunità che devono essere realizzate. Innanzitutto parlo di infrastrutture, perché con l'assessore De Berti spero che non sia il solito libro bianco che si scrive perché siamo in campagna elettorale, ma se si dovesse finalmente realizzare il prolungamento della Transpolesana e naturalmente sistemare la Romea, questa bretella, chiamate la Romea alternativa, la chiamo, va bene che così, Adria potrebbe uscire da questo isolamento. Poi abbiamo delle realtà che devono essere, secondo me, ascoltate perché hanno bisogno di infrastrutture. Penso alla Socotam che si è appena insediata, che partirà con un tipo di lavorazione che comporta notevole manodopera, perciò opportunità lavorative importanti, altri insediamenti che stanno venendo avanti. Spero tanto e mi auguro quanto prima che ci possa essere la riapertura dell'autodromo, che possa dare quello sviluppo a tutte quante le attività che sono ultimamente presenti nel nostro territorio a livello di B&B ed altro. Ultimamente abbiamo aperto un museo diocesano, c'è il nostro museo che sta aumentando in maniera considerevole le visite. Ricordiamo il Museo Nazionale, molto importante. Ha fatto adesso una bellissima Adrica che ha avuto un grande successo, perciò a livello di visitazione, però dobbiamo dire una cosa, siamo pronti come cittadini a far arrivare i nostri turisti, perché se noi facciamo arrivare i turisti, non c'è un bar aperto, non c'è una pizzeria aperta, i negozi sono chiusi ed altro, non è che facciamo bella figura, dobbiamo pensare a crescere anche lì, perciò ci vuole un coinvolgimento totale della città per far crescere la comunità. Puntata finita, la prossima settimana un altro paese di questa nostra provincia. Da Leandro Maggi, come sempre, è un piacere stare con voi. Ciao ciao!